Pensiero del giorno, lunedì 14 aprile. Essere miti. L'umiltà è una virtù che attrae, che affascina. Ci dice cosa siamo e cosa è Dio. Noi da soli non siamo nulla. Vivremmo bene l'umiltà se sapremo vivere il nostro nulla e il tutto di Dio. E questo lo possiamo ottenere solo se viviamo la sua volontà nel presente. Così avremmo l'unità. Essere Dio è l'aspirazione di ogni uomo. Giovanni della Croce dice: ciò che Dio intende fare è renderci dei per partecipazione, poiché Egli è Dio per natura. Dio per partecipazione, l'essere per partecipazione. Vorrebbe essere l'essere in modo che l'essere parli di sé al mondo in ogni istante. Ma questo accadrà se saprò ora di non essere io, la mia volontà, il mio pensiero. Maria deve essere stata così. Chiara Lubick, Scritti spirituali, editrice Città Nuova. Ciao, se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, dito in alto, e iscriviti al canale. È libero, gratuito e senza alcun impegno. Parola di vita, aprile 2025. Ecco, io faccio una cosa nuova. Proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? Isaia, capitolo 43, versetto 19.